Salutato il Museo di Masone, il nostro viaggio continua ora nella capitale della filigrana, Campo Ligure, con il Museo Civico Pietro Carlo Bosio, dalle preziose collezioni che declinano l'arte del filo d'argento in tutte le forme e le espressioni artistiche del mondo. Le sue filigrane infatti arrivano dall'Europa, dall'Asia, dall'Africa e dall'America Latina. Fondatore, ispiratore e anima del museo, nato nel 1984 e con sede nello storico Palazzo di Giustizia Campese, è stato il commendator Pietro Carlo Bosio. Rinomato maestro filigranista, iniziò le sue collezioni acquistando i primi oggetti a un'asta londinese nel 1960. Questo signore appassionato di filigrana e filigranista nel secondo dopoguerra ha girato tutto il mondo per raccogliere gli oggetti più significativi, più pregiati e poi ha deciso di donarli tutti al comune di Campo Ligure, che quindi nel 2008 ha restaurato quello che era il museo precedente ed è forse l'unico centro al mondo, l'unico museo al mondo in cui si possono vedere oggetti provenienti da vari continenti e quindi si possono anche ammirare proprio i diversi tipi di lavorazione, i diversi modi di utilizzare il filo, di lavorarlo per creare appunto questi oggetti assolutamente unici nel loro genere. Il Museo Civico Bosio, rinnovato nel 2008 ampliando gli spazi espositivi, è il principale centro europeo di documentazione sulla filigrana. Da poco sono stati completati altri interventi con il cofinanziamento del Po regionale e del Comune di Campo Ligure nel progetto presentato dalla provincia per la rete dei musei di Vallata. Si possono così ammirare le vetrine con le nuove donazioni della vedova di Pietro Carlo Bosio, Stefania Bottero, e il museo offre anche filmati, tecnologie multimediali e un nuovo catalogo. Trecento i pezzi esposti, di varie epoche, e raccolti per aree geografiche, per meglio evidenziare le loro diverse scuole di lavorazione. Ampio spazio alla filigrana italiana. Tra le città protagoniste Genova, da cui proviene questa maestosa ed elegante voliera del Seicento, che riproduce una villa a 2 piani, con colonne neoclassiche, terrazzi e tetto a padiglione. E poi Venezia, Roma, Firenze, Cortina d'Ampezzo e Trapani, che offre opere come questa acquastantiera del XVIII secolo, riccamente ornata in filigrana e corallo, su un piatto dorato. In Europa tanti oggetti preziosi anche dalla penisola iberica e solo per citare qualche esempio fra i molti possibili di capolavori dal mondo, il cocchio indiano del XIX secolo in argento e filigrana con i sedili imbottiti e i cavalli rampanti, o le filigrane russe dei primi del Novecento in argento e smalti policromi della scuola di Fabergé. Ma Campo Ligure alimenta la sua vocazione per la filigrana anche con un nuovo progetto che fa volare quest'arte sulle ali delle farfalle create in tutto il mondo. Abbiamo molti contatti adesso tramite il centro di documentazione con vari artigiani presenti nel mondo e quindi riusciamo ad ottenere delle piccole donazioni di farfalle dove vengono evidenziati gli stili di lavorazione di ogni nazione praticamente e quindi oltre ad essere un valore testimoniale è sicuramente una ricchezza sia per il museo ma soprattutto per quest'arte che deve essere tutelata e valorizzata a livello mondiale. Interessante da notare ad esempio che nella filigrana campese troviamo tipo 42 forme di riempitura, quindi un patrimonio veramente immenso e è anche unico in quanto dalle altre parti del mondo bene o male ci fermiamo sui 4-5 tipi di riempitura. Ecco. L'ultimo piano del Museo Bosio accoglie la filigrana campese e gli antichi macchinari per le lavorazioni. La filigrana è arrivata a Campo Ligure nel 1884, con la prima bottega aperta dal maestro Antonio Oliveri, e ben presto nel borgo diventarono 33 i laboratori di quest'arte.
alimentata ancora oggi con le bruscelle, le tipiche pinze, il cannello per saldare i fili d'argento e le piastrelle dove si creano i ricami della filigrana in 13 laboratori. È un'arte che spesso si tramanda di generazione in generazione. Per fortuna, con un po' di orgoglio, diciamo che ci sono 2 giovani che lavorano la filigrana. Adesso è partito un progetto europeo che sta insegnando la lavorazione della filigrana a 10 persone, quindi speriamo che quest'arte possa tramandarsi ancora, speriamo di renderla viva e come amministrazione comunale, soprattutto con l'interessamento dell'assessore Enrico Bongiera, si è tentata la candidatura all'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità proprio per salvaguardare quest'arte che non vada perduta.